Coraggio, volontà, entusiasmo e voglia di non mollare mai. Questa è Zanetti Bergamo Saugella Monza, una partita che qui al Palagnelli non dimenticheranno tanto facilmente. Carlo Parisi, neotecnico di Monza, è in cerca della sua prima vittoria, mentre coach Marco Fenoglio cerca conferme dopo l'ottima prova con la Lardini Filottrano. Il coach Brianzolo schiera la diagonale palleggio opposto formata da Scorupa e Ortolani, schiacciatrici Ortman e Meiners, centrali Danesi e Eirman, libero parrocchiale. Risponde il coach rossoblu con il sestetto classico, formato da Smarzek come opposto, Mirkovic palleggiatrice, in banda Mitchem e Loda, al centro Melandri e Olivotto, libero Imma Sirressi. Il primo set si gioca sull'equilibrio, con Monza sempre leggermente avanti, spinta da una super Florci Meiners. Sul finale di set le orobiche però riescono a mettere quel qualcosa in più che porta al vantaggio per 1-0, parziale di 25-23. La seconda ripresa vede la conferma di Federica Squarcini in sostituzione al centro di una spenta Anna Danesi. La ragazza pisana, classe 2000, sarà poi una delle migliori in campo. Il set procede sulla falsa riga del primo, ma stavolta è Bergamo a condurre, per poi vedersi rimontata sul finale. Stesso punteggio del set precedente e partita riportata in parità. L'entusiasmo della Zanetti sembra affievolirsi nel terzo parziale, con Monza che diventa padrona del campo fin dai primi punti, non permettendo a Lode e compagni di rientrare in partita. 25-19 e Monza avanti 2-1. L'inizio del quarto set sembra essere la sentenza definitiva sulla partita, con le ragazze di coach Parisi che partono con il parziale di 5-1. Bergamo però rimonta piano piano, arrivando sempre a distanza di un punto, ma non riuscendo mai ad impattare la partita. Fino al punteggio di 20-19, il momento del sorpasso definitivo orobico, che porterà alla vittoria di set 25-23 e 2-2 sul tabellone. Il tie break è di marca rossoblu. Bergamo spinge forte sin dall'inizio, per poi essere rimontata e superata sull'8-7 al cambio campo. La voglia di vincere della Zanetti è forte e spinge le ragazze di coach Fenoglio a dare quel qualcosa in più e vincere gioco e partita. Sara Loda e Malvina Smarzek, soprattutto nel tie break, sono state trascinanti per la formazione aerobica, mentre per Monza c'è da segnalare la grande prova di Squarcini e Meiners e l'esordio molto convincente di Katrin Plummer, con 8 punti messi a referto. La prossima giornata la Zanetti Bergamo farà visita alla Savino del Bene Scandicci, mentre Monza ospiterà alla Candy Arena la Bosca San Bernardo Cuneo.